Ciao a tutti, bentornati nella mia cucina. Un giorno di luglio di moltissimi anni fa, era l'estate dei mondiali, del Mondiale dell'Italia 2006, stavo passeggiando all'alba, ma veramente all'alba, lungo la spiaggia di Costa Rei, verso Peppino, verso lo scoglio di Peppino. È una lunghissima camminata, di un paio d'ore. E c'erano pochissime persone, giusto gli operatori delle spiagge che stavano sistemando ombrelloni, sdrai, ma pochi passanti, qualcuno che correva, qualcuno col cagnolino, e avevo incontrato una ragazza. A un certo punto, un po' per scattare le fotografie, un po' per due chiacchiere, abbiamo percorso tutta la strada insieme. Poi ci siamo scambiati il recapito per poterci spedire le fotografie, perché ancora non esistevano tutti i mezzi comodi che esistono oggi. E da allora è iniziata un'amicizia. Maria Squillace, la mia carissima amica Maria Squillace, l'ho conosciuta così. E quindi ci siamo frequentate, ci siamo rincontrate tante volte a Costa Rei, una volta sono venute loro, lei con la nipote ospiti nostre, poi io li ho riaccompagnate a Costa Rei e sono stata da loro un giorno, e anche un'altra volta mi ha ospitata lì nella casa che lei prendeva in affitto per le sue vacanze. E durante uno di questi incontri mi ha insegnato a preparare. Che cosa? Lo vuoi sapere? Allora, io, bene che ti conto. Il trucco per spellare subito i peperoni è quello di farli grigliare e poi trasferirli dentro un sacchetto di carta e lasciarli al calduccio per qualche minuto. Ecco qua, i peperoni sono pronti. Li ho capovolti, c'è qualche semino che mi è sfuggito, l'ho capovolto per mostrarvelo. Ora li sistemo bene bene nella pirofila, li condisco con una salsina di aglio, olio e prezzemolo e poi li infilo in forno per servirli caldi, ma giusto 2 minuti. Questa ricettina me l'ha insegnata la mia amica Maria Squillace, perché in questo modo il peperone rimane molto croccante, gustoso e croccante, mentre se lo cucinate al forno si rammollisce ed è meno gustoso. La salsina di aglio e prezzemolo l'aggiungo anche a queste olive che mi ha regalato ieri mio cugino Marcello Caretta e sono di sua proprietà. E quindi con olio, aglio e prezzemolo diventeranno gustosissime. Mia mamma avrebbe detto, ma poi ti visto questa cica, se gente da narriga non te ne uso ciotolinasa o comunque in sardo non so come che si dicano, piccoli contenitori per sistemare la mia salsina. No, no, è di proposito, oggi essendo il 14 maggio la festa della mamma e volevo che fosse presente anche in questi piccoli gesti. Ognuno le salsine le sistema dove meglio chiedere dove preferisce. Io ho scelto questa scodella che è una delle ultime che lei ha utilizzato. Queste sono le classiche ciotoline, ce ne non so più neanche quante. Ma ci teneva molto a curare ogni piccolo dettaglio.